Salve ragazzi, oggi parliamo di Nouveau Realisme. Nouveau Realisme è una definizione che ha dato un grande critico, Pierre Restany, a un gruppo di artisti. Questa definizione è stata data nel 1960. Si trattava di un gruppo di artisti che in realtà lavoravano in una certa maniera già subito dopo la seconda guerra mondiale, quindi diciamo 45 e 46, ma il successo arrivò appunto dai primissimi anni 60 in poi. Sicuramente conoscerete quello che è l'artista più famoso che è stato considerato appartenente al gruppo, cioè Christo, cioè l'artista dei grandi impacchettamenti, colui che impacchetta il Parlamento tedesco, che impacchetta un'intera isola. Certamente la sua operazione è molto interessante, ma il nuovo realismo dal punto di vista concettuale rappresenta sostanzialmente una continuazione, un'estremizzazione del rapporto con l'oggetto che è stato inaugurato in arte dalla pop art. In questo caso potremmo dire che la pop art classica, anche quella di Andy Warhol, aveva un rapporto con l'oggetto un po' più tradizionale, nel senso della raffigurazione in ogni caso, come ad esempio la serigrafia. Nel caso invece dei Nouveau Realistes c'è un passo avanti, perché il rapporto con l'oggetto non è più mediato dalla rappresentazione, ma è intervento sull'oggetto o uso dell'oggetto. C'è anche un passo avanti rispetto al Dada, anche un passo avanti rispetto a Duchamp e al ready-made, perché appunto se il ready-made è sostanzialmente spostare e decontestualizzare un oggetto, prenderlo così per com'è e portarlo in una galleria o in un museo di arte, nel caso dei Nouveau Realistes c'è prendere un oggetto, il processo è questo: prendere un oggetto, modificarlo in qualche modo e poi, diciamo così, farlo entrare nel sistema di fruizione, e non solo di fruizione, dell'arte contemporanea. A parte appunto il caso di Christo, anche lui interviene sull'oggetto perché lo nasconde, diciamo che lo nega. Gli altri artisti vicini al nuovo realismo sono Daniel Sperry, che faceva un'interessante operazione, cioè quella di sostanzialmente cristallizzare i resti di cene, pranzi, eccetera, e questo è interessante perché è un estremizzare la secolare tradizione della natura morta. Oppure Armand, che distrugge gli oggetti, cioè che distrugge gli strumenti musicali, o ancora César, che diciamo a mio parere è forse il più interessante, famoso per le sue compressioni, cioè egli comprimeva oggetti anche di grandissime dimensioni. Ad esempio una sua famosa opera sostanzialmente è un'automobile compressa con una pressa idraulica. Questo è molto interessante perché c'è è come se l'oggetto compresso finisse per diventare un nucleo di energia pronto teoricamente a riespandersi e quindi ad esplodere in un secondo momento. Ricollegandomi proprio al lavoro di César, secondo me l'elemento fondamentale, o comunque l'elemento più interessante dei Nouveau Realistes è proprio questo, cioè un intervenire sull'oggetto. Quindi non si limitano, come purtroppo secondo me in alcuni casi alcuni artisti contemporanei ancora oggi, a spostare ancora alla maniera duchampiana in un certo senso un oggetto da un contesto altro rispetto all'arte e spostarlo invece nel contesto dell'arte, ma i Nouveau Realistes intervengono sull'oggetto, e questo è molto interessante perché diciamo che è fortissimo nel loro operare l'elemento umano, anche di pressione, anche di violenza sull'oggetto. Ed è ad esempio così che io intendo anche in alcuni casi le installazioni del mio piccolissimo che realizzo, e questo mi sembra, questo elemento di intervento umano penetrante sull'oggetto mi sembra la cosa più interessante
della teoria e della pratica degli artisti del Nouveau Realisme. Quindi ragazzi vi rimando al prossimo video e ricordate come sempre che chi ama l'arte ama una parte di se stesso.